Buongiorno, siamo qui a Nerviano, in via Ponchielli, dove oggi è cominciata un'operazione di sgombero di una villa abitata dalla famiglia Marinkovic. Siamo qui con un rappresentante della famiglia e che cosa sta succedendo? Non lo so neanche io perché sono 11 anni fa, sono venuti, mi hanno fatto un sequestro dei beni, non lo sapevo neanche che perché mi hanno coinvolto in qualche giro che non ho saputo perché, quale motivo. E poi mi hanno messo misure di prevenzione, li ho fatti, ho pagato tutto. Mio figlio non ha mai avuto con la legge, ha studiato qua a Nerviano, ha preso il diploma di Nerviano, ero con le roulotte, con le baracche. Il comune mi ha suggerito di trovarmi una casa, ho venduto tutto in Macedonia, ho preso i soldi dei nonni, dei bisnonni che mi hanno lasciato un po' di capitale, ho investito in questa casa. Perché dicono i Rom si devono integrare, i Rom devono mandare i bambini a scuola, i Rom devono essere civili, perché io ho vissuto un po' nei campi Rom e non volevo più vivere quella vita lì. Ho quasi 18 nipotini, vanno tutti a scuola, tutti i cittadini italiani. Una volta che ci siamo inseriti nella società, sono venuti, ci hanno sequestrato, non ci danno pace a dormire. Ma come mai? Io so che c'è una procedura di confisca che risale al 2010, giusto? Nel 2010 una confisca. E poi c'è un decreto del Però, 2015, però giusto? io poi ho mandato dall'avvocato, ho preso l'avvocato, abbiamo fatto TAR. Siccome io non mi intendo in queste cose, fanno tutti gli avvocati. E aspettavo novità dall'avvocato, non mi ha mai risposto l'avvocato. Non mi hanno dato nessun avviso, io ho roba qua sentimentale da 30 anni, tutta la nostra vita, adesso mi buttano con i bambini in mezzo alla strada, non ho neanche dove dormire. Quante persone siete qua? Adesso siamo in 8 con i bambini, a me non è che mi danno l'affitto qualsiasi, quanto essendo Rom, 8 persone, non è che mi danno subito un affitto, il comune mi aveva dato una casa, però poi ho fatto il ricorso e ho bloccato la casa e ho lasciato perdere. Però l'avvocato mi ha fatto un scherzo, che non mi ha avvisato che c'era un processo ancora in corso, e sono arrivati questi signori, così di mattina, io gli ho aperto in buona fede, gli ho aperto la porta in buona fede, cosa c'è? Devi uscire fuori. Dico, signori, Non vi avevano avvisato? No, non mi hanno avvisato, se mi avvisavano mi ero preparato, almeno di recuperare la mia roba, di trovarmi qualcosa, un affitto o di andare da qualche parte. Adesso io con 8 persone, con i bambini, dove dormi? Nella strada? Chiedo che mi danno un po' di tempo di trovarmi un affitto, perché per me è meglio la salute che tutte le case del mondo, però mia moglie sta male, ha avuto un ictus, chiedo che mi danno un po' di tempo, che mi trovo un affitto e recupero pian pianino una roba di 30 anni, signori, non è che la puoi portare subito in una macchina e te ne vai, ci sono ore sentimentali, prima di tutto i piatti, le pentole, per dire, sono cose, poi la roba ci sono anche qualche decorazioni, qualche foto, non è che puoi portare così, andare in mezzo alla strada. Se siamo in un paese civile, penso che abbiamo diritto di avere una casa. Però comunque si sapeva che era sottoposta a confisca questa casa. Sapevo, Tanto vero? 10 anni fa, ma io avevo fatto il TAR, certo si sapeva. Ma gli avvocati cosa vanno detto gli avvocati? L'avvocato ha fatto il TAR, dice stai tranquillo, vai avanti così. E l'avvocato Pasquale Citro, che è mandato al TAR, non mi ha più avvisato di questa cosa qua. Se mi avvisava l'avvocato, io facevo ancora i documenti o già sapevo e mi preparavo per uscire fuori di casa.